È stato freddato con 6 colpi di pistola calibro 9 che lo hanno colpito alle gambe, al torace l'agricoltore 52enne licatese Giacinto Marzullo. Il fatto si è verificato ieri intorno alle ore 18 al confine fra le contrade Mollaca Faia e Ritornella Margi, a poche centinaia di metri dalla rotonda che smista il traffico in direzione di Mollarella del Pisciotto o della strada statale 115. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia, l'uomo era al lavoro in un appezzamento di sua proprietà coltivato a serre. Una volta avvertito il pericolo, Marzullo avrebbe provato a sfuggire al suo assassinio, che però è riuscito a portare a compimento il suo progetto omicida. Ad avvertire di quanto avvenuto sarebbe stata una chiamata anonima giunta al 118, chiamata poi girata al commissariato di polizia. Una volta giunti sul posto, sia i sanitari in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso che gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Immediatamente sono state avviate le indagini. L'agricoltore ucciso non ha un passato giudiziario, incensurato si sa che era sposato con figli. Praticamente uno sconosciuto per le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai 6 colpi che hanno raggiunto mortalmente Marzullo, sono stati rinvenuti altri bossoli i cui proiettili non sono andati a segno. Del fatto è stata subito interessata la Procura della Repubblica di Agrigento con il fascicolo nelle mani del pubblico ministero Carlo V che ha disposto l'autopsia sul cadavere, esame autoptico che potrebbe essere eseguito già questo pomeriggio. In tarda mattinata, a Licata è arrivata anche la sezione anticrimine della Questura di Agrigento per proseguire le indagini. Finora è filtrato molto poco, ma pare che le investigazioni siano prossime ad un punto di svolta e si stiano concentrando soprattutto in ambiti familiari.